Se parlassi io, mezza squadra mobile, si porterebbero tutti. Quanti piccioli gli ho fatto buscare? Un 20, un 15, un 18. È una delle intercettazioni del pusher Ignazio Carollo che incastrerebbe i due poliziotti della mobile di Palermo finiti in manette. Fabrizio Spedale di 54 anni e Salvatore Graziano di 56 anni, rispettivamente sovrintendente capo e vice sovrintendente, sono accusati di corruzione, peculato e falso materiale ideologico. Nel corso dell'indagine coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia è emerso che Spedale avrebbe ricevuto denaro e regali dallo spacciatore Carollo di 42 anni, anche lui finito in carcere, in cambio di informazioni su attività investigative in corso. I due poliziotti, in due diverse occasioni, a seguito di alcuni sequestri di droga, avrebbero sottratto parte della merce e l'avrebbero fatta avere al pusher perché la rivendesse. Droga sulla carta distrutta che invece tornava così nel mercato illecito e il ricavato delle vendite sarebbe stato spartito con gli agenti. E proprio Carollo, parlando con la madre non sapendo di essere intercettato, di fatto avrebbe svelato l'accordo col poliziotto. Le sequestrava ste cose e le doveva andare a buttare, riferendosi appunto alla droga da vendere, invece me la dava a me. Per rivenderla e dividere i ricavi mi dava 20.000 euro. Dall'indagine è emerso inoltre che Spedale, assegnato ad un altro servizio, si sarebbe presentato alla ditta dove a volte veniva distrutta la droga sequestrata in compagnia del collega Salvatore Graziano per presiedere alle operazioni di distruzione. I due però avevano seguito un iter che il loro capo aveva giudicato anomalo, portando l'hashish in una ditta diversa da quella stabilita. Un'anomalia che non è passata inosservata e che ha poi svelato il piano dei due poliziotti: salvare dalla partita sequestrata parte dello stupefacente e farlo rivendere a Carollo, dividendo i guadagni. I fazzoletti sono ancora pieni di sangue, i segni dell'aggressione sono evidenti. Tutto è accaduto qui, nell'area archeologica di Portopalo di Capopassero. Quasi 30 le coltellate che un dodicenne ha scagliato contro un suo coetaneo di 11 anni. Un'aggressione gratuita che ha sconvolto il piccolo centro del siracusano. Ci possiamo solo amareggiare nel vedere queste cose, anzi nel sentire. Purtroppo 2 giovani coinvolti. 2 ragazzini, no giovani, 2 ragazzini erano. E sono cose che non si fanno. Sono stati 2 turisti toscani a fermare l'aggressore. Le urla hanno attirato la loro attenzione. Così il dodicenne è fuggito raccontando un'altra versione. Degli adulti ci stavano colpendo, avrebbe detto. Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco. È un paese scosso da quanto accaduto, è un atto che non era mai successo, ecco, e quindi non si tratta di alcuna rissa, alcuna piazza di spaccio, nulla di quello a cui qualcuno vuole alludere. È stata solo un'aggressione di un ragazzino ad un coetaneo in un'area praticamente adiacente alla piazza centrale. I 2 frequentavano la stessa scuola, l'unica del comune, figli di 2 famiglie che in paese definiscono per bene. Solidarietà nei confronti di chi ovviamente è stato colpito, nei confronti della famiglia, rammarico, tristezza, perché penso che ci porti questo a riflettere un po' tutti noi genitori, potrebbe essere, sarebbe potuto essere nostro figlio. Adesso la vittima si trova nell'ospedale di Avola, ma non è in gravi condizioni. I carabinieri indagano per scoprire il movente. Nel frattempo, qui sono tutti sconvolti. L'inchino del santo alla casa del boss durante la processione doveva essere addirittura autorizzato, parola del sindaco. Il primo cittadino avrebbe addirittura tentato di costringere il comandante della polizia municipale a scrivere al questore per ottenere che la processione passasse sotto casa del mafioso del paese. È una delle accuse rivolte a Salvatore Geraci, sindaco di Cerda, nel palermitano e deputato regionale da poco passato alla Lega. Il primo cittadino ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con l'accusa di concussione da parte della procura di Termini Imerese. Non c'è traccia però di accuse di mafia. Abusando dei suoi poteri, secondo il pubblico ministero, il 14 febbraio del 2022, in occasione della processione del Venerdì Santo, che prevedeva un itinerario differente rispetto a quello tradizionale proprio per evitare di passare dalla casa del boss, avrebbe fatto pressioni per ottenere la deviazione del corteo. Secondo l'accusa, ciò al fine di ottenere consenso elettorale da parte della comunità e il favore del comitato della Madonna Addolorata di Cerda.
Geraci avrebbe minacciato il capo dei vigili, Giuseppe Biondolillo: prendi carta e penna e scrivi al questore e guai a te se stasera per la processione fai una cosa diversa, gli avrebbe detto. Il sindaco è anche accusato di varie ipotesi di abuso d'ufficio perché secondo la procura, tra l'altro, il primo cittadino durante la sagra del carciofo non avrebbe fatto pagare i tributi ai commercianti che avevano allestito gli stand in violazione del regolamento comunale, sopperendo in questo modo alla mancanza di fondi per i contributi ottenuti per la manifestazione e così facendo perdere soldi all'erario comunale. Si dice tranquillo il primo cittadino, che parla di un tentativo di mascariamento da parte di chi lo ha denunciato. Sereni anche gli avvocati difensori. Di mafia qui non c'è nulla e manco c'è la concussione. È una vicenda surreale, una bolla di sapone e come tale evaporerà in fretta, dice l'avvocato Vincenzo Larrè che difende il sindaco. Mentre la città naspava tra i rifiuti e la sporcizia, c'era chi dava una mano al fratello in trattoria e apparecchiava i tavoli anziché lavorare per l'azienda che lo stava pagando. Ci sono nuovi retroscena sui cosiddetti furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo. Risultavano tutti in servizio, eppure i carabinieri li hanno intercettati mentre sarebbero andati al supermercato, a fare la spesa, al bar, a lavare la loro macchina, al centro scommesse, oppure semplicemente sarebbero tornati a casa o sarebbero rimasti a riposarsi anche per ore davanti al deposito di via Ingham. Assenze su assenze, c'è anche chi non ha lavorato per un anno, risultando sempre presente. Uno spaccato grigio, perché se Palermo annega nell'immondizia, ovviamente la colpa è anche dei 101 indagati che anziché lavorare facevano ben altro. La RAP intanto prova a dare una risposta dopo il terremoto di ieri e annuncia che ci saranno più controlli e repressione, con multe salate nei confronti di chi contribuisce a rendere invivibili alcune aree della città, abbandonando rifiuti e ingombranti. Prende infatti forma il protocollo d'intesa firmato a metà luglio tra la RAP, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale del Comune di Palermo. Da questa settimana, si legge in una nota della RAP, partono azioni mirate di pulizia, controllo e contrasto del fenomeno migratorio e dell'abbandono di rifiuti che in alcune vie della città, nonostante gli interventi costanti, provocano il proliferare di discariche e di rifiuti misti. Variante al capitolato d'appalto nell'8 centro di Catania, gestito dal consorzio Gema, con l'assunzione di oltre 100 precari ed una raccolta dei rifiuti che finalmente cambierà passo. Più operatori, più spazzamento e più decoro. Così l'amministrazione Trantino dà il via ad una manovra per cercare di fare uscire la città dall'emergenza spazzatura. Una svolta radicale e per certi versi epocale, con un servizio ad hoc per la raccolta differenziata nei mercati storici e rionali, ma anche un potenziamento dello spazzamento manuale e meccanizzato, con sistematico lavaggio delle strade e scerbamento che avverrà in via continuativa nel corso delle settimane nel centro storico ed almeno ogni 4 mesi nel resto della città. Novità anche per il decoro del Castello Orsino, con il fossato che verrà pulito giornalmente, mentre sui marciapiedi verranno installati 1500 cestini per carta e deiezioni canine. La rivoluzione è servita, ma libererà la città dalla morsa dei rifiuti? Abbiamo apportato una serie di modifiche senza aumentare, lo sottolineiamo, di €1 la tassa sui rifiuti, ma recuperando queste risorse all'interno di una rivisitazione del progetto. Abbiamo stilato una serie di servizi e crediamo che con il controllo di questo appalto adesso si possa davvero vedere la nostra azione in città. Stiamo incontrando i commercianti a 2 a 2, a 3 a 3, fino a ieri sera abbiamo fatto riunioni in loco, soprattutto nei locali della Movida, ma non solo, stiamo intervenendo anche sui mercati rionali. Anche i mercati rionali sono frequentati da migliaia di cittadini e ad oggi non sono regolamentati, quindi pretendiamo lì più decoro, più pulizia, ma in un clima sempre che è stato quello del primo giorno di dialogo e di costruzione insieme di questo percorso. La seconda buona notizia, legata alla variante al capitolato d'appalto, riguarda 110 lavoratori del bacino prefettizio che saranno inseriti nei servizi di spazzamento e di prossimità. Plaude l'iniziativa il Sifus, che però... La vertenza per noi non si chiude qui, perché attendiamo che questi lavoratori vengano trasformati tutti full time e tutti con il livello a loro spettante. La grana dei rifiuti potrebbe riservare nuove sorprese e nuovi scenari.
Tolleranza zero, filmare e condividere i video degli incivili mentre buttano indisturbati la loro spazzatura, riducendo strade, piazze e aree comuni a delle vere e proprie discariche abusive, in barba alla legge e al buonsenso. A Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha diffuso le immagini di un uomo impegnato a scaricare spazzatura in una discarica della zona industriale, beccato da una telecamera con funzione di fototrappola. Lì c'era appunto una discarica a cielo aperto. Spesso utilizziamo queste micro discariche proprio come delle vere e proprie esche, nel senso che mettiamo la telecamera lì, la lasciamo alimentare la micro discarica per qualche settimana, poi togliamo la telecamera, togliamo anche i rifiuti e facciamo i verbali. Caputo non è nuovo a queste iniziative. Nei 5 anni della sua precedente amministrazione conclusa nel 2018, il sindaco era riuscito a stanare quasi 500 zozzoni, che tradotto vuol dire più di 500 verbali con multe tra 60 e 1.500 euro in base alla gravità dell'accaduto. Caputo, tornato sindaco alle ultime amministrative, ha ripreso la lotta agli incivili e i risultati cominciano ad arrivare, come dimostrano appunto queste immagini. Ovviamente in un territorio come quello di Belpasso è complicato, abbiamo solo 8 vigili urbani, quindi si capisce la difficoltà, anche perché non stiamo controllando degli spazi chiusi, ma un ambiente aperto molto vasto, e quindi non è facile per niente. Una proposta che farò, di cui parlerò nei prossimi giorni con degli amici parlamentari, è quella di ampliare l'ambito oggettivo e soggettivo della DASPO e quindi dare la possibilità ai sindaci di intervenire con la DASPO anche in questi casi in cui vengono gettati rifiuti in ogni dove. Nelle scorse settimane l'amministrazione ha anche piazzato fototrappole itineranti in molti punti deboli del territorio, nei quali gli incivili amano scaricare impunemente rifiuti di ogni genere. Una decina d'anni avevo fatto già la domandina al comune, ma è stato sempre gli ultimi posti. Quest'anno invece è stato l'anno buono, sia per me che per i miei figli. È un colpo di fortuna e chiunque pensa non toccherà a me. Quello che in altre città verrebbe visto come un servizio sociale di una efficiente amministrazione, a Catania viene visto come un colpo di fortuna. L'assegnazione in tempi brevissimi di un alloggio popolare nuovo, ristrutturato con canoni moderni e con spazi verdi dedicati ai bambini, oggi cambia la vita a 21 famiglie. Significa tanto, soprattutto che sono case fatte nuove, che non sono piene di umidità, perché oggi tutte le case hanno umidità, niente, io vivo in un ambiente dove c'è umidità. Dove abitiamo ora c'è un canone proprio alle stelle, quindi si arriva ad un po' di serenità familiare con queste case. 600 euro di affitto e non si può arrivare più. Quindi questo cosa significa per lei? Economicamente stare bene e fare stare bene anche i miei figli. Il bando dell'IACP è stato pubblicato appena un anno fa. 100 famiglie hanno fatto richiesta, 21 sono state selezionate. Per la prima volta il progetto si rivolge a categorie specifiche: famiglie giovani, anziani e donne che hanno subito violenza. Se mi consente, è anche emozionante avere ricevuto oggi il ringraziamento di giovani donne con le lacrime agli occhi. Nelle nuove case di Corso Indipendenza andranno a convivere anche degli anziani rimasti soli. Saranno in 3 e divideranno un appartamento. Lei ha le lacrime agli occhi? Sì, perché non me l'aspettavo. Tra 2 settimane la consegna delle chiavi. Gli inquilini pagheranno tra i 120 e i 190 euro al mese.